Benvenuti, oggi è domenica 6 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:26. La luna sorge alle 13:10 e cala alle 3:30. Oggi si celebra San Celestino I, Papa. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e per la Pace. È una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2013 e celebrata ogni anno dal 2014, proclamata nel giorno in cui nel 1896 si svolse ad Atene la cerimonia di apertura dei primi Giochi Olimpici moderni, una giornata istituita per diffondere il valore educativo dello sport per la società civile. Buon 68esimo compleanno a Paolo Nespoli, il nostro astronauta italiano. Nel 1990 conseguì la laurea in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Firenze. Dopo essere stato assunto dall'ESA nel 1991 e aver lavorato con la NASA, Nespoli ha intrapreso il suo primo viaggio nello spazio il 23 ottobre del 2007 a bordo dello Space Shuttle Discovery, coordinando le attività extraveicolari. Nel 2017 è tornato nello spazio per la terza volta, accumulando un totale di 313 giorni in orbita. Festeggiamo anche i 56 anni di Paul Rudd, attore amato per i ruoli memorabili. Dopo aver debuttato nella commedia Ragazze a Beverly Hills nel 1995, ha recitato in Romeo più Giulietta e ha partecipato alle ultime 2 stagioni di Friends. Conosciuto per le sue performance in 40 anni Vergine e Una notte al museo, nel 2015 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Infine un affettuoso augurio di buon 43esimo compleanno a Francesco Oppini, figlio della showgirl e attrice Alba Parietti e dell'ex marito Franco Oppini. Cresciuto in una famiglia d'arte, Oppini ha esplorato il mondo dello spettacolo fin da giovane, partecipando al reality La Fattoria nel 2004. È noto per il suo ruolo di telecronista sportivo su TV7 Gold e per la sua passione per la Juventus, che ha espresso spesso come opinionista nella trasmissione Diretta Stadio. Il 6 aprile del 1896 si aprono ad Atene i primi Giochi Olimpici dell'era moderna, voluti dal barone Pierre de Coubertin. Gli ultimi si erano tenuti sotto l'imperatore Teodosio I, che li vietò nel 393 per via di un sisma che aveva semidistrutto Olimpia e per l'intollerabile corruzione che si era creata. L'Italia partecipa ad Atene con un solo atleta, il maratoneta Carlo Airoldi. Ma sapete che esistono delle vere e proprie isole fantasma? I satelliti NASA hanno osservato la formazione e la successiva scomparsa di un'isola al largo dell'Azerbaigian, nata dall'eruzione di un vulcano di fango nel 2023. Questa isola fantasma si è quasi completamente erosa entro la fine del 2024, svanendo come un'apparizione. Potenti eruzioni del vulcano di fango hanno prodotto più volte isole simili, dalla prima eruzione registrata nel 1861, spiega la NASA. I satelliti Landsat 8 e 9 hanno documentato la breve vita dell'isola. Un'immagine del novembre 2022 mostrava solo la cresta del vulcano sotto la superficie. A febbraio 2023 l'isola era già emersa, a dicembre 2024 dell'isola non restava quasi più nulla. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna, dopo aver abbracciato il passionalissimo Marte, si tuffa nel solare luminoso Leone. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, sicuramente una bellissima domenica per voi, fatta di tanti amici, tanta compagnia, magari una gita fuori porta. È un gruppo di persone che amate avere intorno, ma sicuramente una domenica piena di calda passione, perché accanto a voi avete il partner.
Toro, la vostra giornata oggi è una giornata che prevede la luna disturbare un po' i programmi e i piani che avevate in mente, qualche contrattempo forse, ma sicuramente riuscirete a gestire tutto con intelligenza e capacità, mentre invece con il partner si potrebbe avvertire una certa tensione. Gemelli, giornata oggi che vede una luna molto a vostro favore e che vi riconduce ad una baldanzosa e divertentissima conduzione delle cose che vi rende comici, divertenti e brillanti in società. Per chi è singolo oggi degli incontri fantastici. Cancro, la luna oggi si sposta nei gradi del leone, vi abbandona ma dopo aver strattonato un po' il vostro Marte, è opposto a Plutone. Probabilmente oggi avrete voglia di reagire emotivamente a tutta una serie di cose che hanno a che fare col partner e coi vostri affetti. Mantenete la calma. Leone, una giornata oggi veramente molto interessante, visto che la luna entra nei vostri gradi e in perfetto accordo con il sole vi rende passionali, intensi e luminosi. Oggi è una domenica molto chiarificatrice, potreste infatti trovare un accordo e un consenso con il partner o ricevere una bella notizia che vi dà delle prospettive meravigliose per la prossima settimana. Vergine, la luna oggi si fa un pochino più emotiva, desiderosa di passioni, di ricevere l'abbraccio caldo del partner. Oggi è una Vergine un po' più romantica, bisognosa d'attenzione e d'affetto. Chiunque le sarà intorno noterà questa dolcezza e questa richiesta intensa di affettività. Bilancia, una giornata oggi che prevede la luna tornare amica, anche se la mattinata non parte decisamente col piede giusto, la giornata diventa molto congeniale. Plutone però vi suggerisce ancora di aggiustare qualcosa su cui non vedete molto bene. Se temete le conseguenze di un qualcosa, di un progetto a lunga scadenza, troverete che nel tempo ci saranno segnali rassicuranti. Scorpione, una luna oggi di quadratura, una luna che probabilmente vi impedirà di fare le cose come le volete voi. Oggi dovrete un po' mediare tra voi e gli affetti familiari e cercare di stabilire un punto di equilibrio utile che vada bene per tutti. Sagittario, una giornata oggi molto interessante, visto che le configurazioni planetarie portano la luna in trigono, in un caldo trigono che vi abbraccia e vi sostiene. L'umore finalmente ha ripreso a migliorare e adesso più positivi che mai andate incontro ad una domenica piena di amici e di grande intensità amicale. Oggi risate. Capricorno, una giornata oggi che prevede la fine dell'ostilità della luna, rimane solo Marte. Sicuramente oggi è la giornata giusta per rilassarsi e anche curare un po' meglio l'alimentazione. Molto probabilmente qualcuno che vi sta vicino vi sta incoraggiando a prendervi meglio cura di voi. Acquario, una giornata oggi che in mattinata avrà qualche piccola scossa un po' nervosa, proprio perché la luna, Marte e Plutone sembrano infastidirvi in un poco. Troverete però che tutta una serie di cose si potrà aggiustare lungo il corso della giornata e anche con delle sorprese molto piacevoli e divertenti da parte di amici. Pesci, giornata oggi molto interessante, la luna perdesi il suo trigono ma vi lascia in pace, vi lascia senza rimuginare troppo e sicuri delle vostre posizioni. Sapete perfettamente che domani scenderete in campo affrontando la settimana forti nelle vostre convinzioni. Il 6 aprile 2009 un violento terremoto in Abruzzo devasta l'Aquila e buona parte dei paesi vicini. La magnitudine della prima scossa è di 5,9 gradi della scala Richter e lo sciame sismico seguente registra oltre 1000 scosse di assestamento. Accordare gli strumenti non è solo una frase che si sente in orchestra prima di un concerto, è un'espressione che usiamo anche nella vita di tutti i giorni, quando parliamo di trovare un'intesa comune, che si tratti di allinearsi su una strategia con i colleghi o di mediare tra due amici in disaccordo. Accordare gli strumenti significa creare armonia nelle relazioni, proprio come i musicisti fanno prima di un'esibizione. È proprio come in musica, quando tutti sono in sintonia, il risultato può essere davvero magico.
Venturino Venturi, scultore e pittore di talento, ha vissuto i suoi primi anni tra la Francia e il Lussemburgo. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu richiamato alle armi e si trasferì a Milano, dove iniziò a lavorare su diverse commissioni, spaziando tra l'Italia e l'Europa. Questo impegno estenuante, unito alla delusione per non aver potuto completare le sue opere come desiderava e ai dolorosi ricordi di guerra, lo portarono a una grave depressione. Durante il suo ricovero all'ospedale di San Salvi a Firenze, Venturi non smise di creare, trasformando il suo dolore in arte. Sul pavimento del manicomio realizzò grandi disegni a pastello e a tempera. Ci salutiamo con la frase del giorno. La maggior parte delle cose importanti al mondo sono state realizzate da persone che hanno continuato a provare quando sembrava non esserci alcuna speranza. Datevi il permesso di sperimentare sempre e mantenete allenata la vostra curiosità con i nostri consigli, avvenimenti e modi di dire dal mondo. Appuntamento a domani! Buona domenica dalla vostra Martina!